Assessore Canera, la Regione è sempre vicina al mondo agricolo e alla tutela anche della montagna e delle produzioni appunto agricole locali. Assolutamente sì, siamo qui proprio per difendere queste produzioni tipiche di montagna, il bastardo e il morlacco, che sono tipiche del grappa, ma noi difendiamo un po' tutte quelle che sono le nostre produzioni tipiche locali venete. Questo è importante per salvaguardare l'identità, la cultura del nostro territorio, ma anche per offrire dei prodotti buoni al consumatore e anche ai tanti turisti che vengono al nostro territorio e che possono fare un'esperienza culinaria importante. Abbiamo visto che questo legame turismo, agricoltura e enogastronomia rende molto, ed è il motivo per cui abbiamo deciso, anche in particolare per quanto riguarda l'agricoltura di montagna, l'allevamento, la difesa dei nostri malgari o malghesi, come li vogliamo chiamare, di portare delle delibere specifiche di aiuto a questo mondo e quindi alle persone che decidono di vivere in montagna, fare pastorizia in montagna e continuare a produrre dei prodotti tipici che sono anche pochi in termini quantitativi, ma hanno una qualità elevata e che, ripeto, fanno vivere un'esperienza importante anche al turista che si reca nelle nostre aree. Grazie.